Salve a tutti. Allora, in questo video vi mostrerò come si realizza una treccia semplice. Allora, questo è un cestino molto alto, quindi io di solito inizio qua dove ho finito le canne, giusto? Quindi io inizio un po' più lontano da dove ho iniziato le canne, poi utilizzo questi due pezzettini di legno, in base saranno più grandi o più piccoli in base alle dimensioni del cesto. Ad esempio per questo cesto vanno bene questi, li utilizzo per lasciare lo spazio per poi chiudere la treccia. Quindi iniziamo da qui. Allora, intanto inizio ad intrecciare, sì. Qua rimane lo spazio per la chiusura, quindi dentro intrecciamo, poi preparo questo, intreccio e questi rimangono qua. Questo va dentro, intreccio. Anche qua si può, in base alla grandezza del cesto, metterne anche 3, 2, 3, non più di questi utilizzo io. Ne utilizziamo 3 perché il cesto è abbastanza grande. Prendo questi intreccio e metto dentro, intreccio, prendo così, attorciglio, più si attorciglia più bella viene la treccia. Sì. Ora quando arrivo qui mi ritroverò questa canna, per non farla venire né dentro né fuori, che poi andrà a dar fastidio al cesto, lo taglio così. Quando ci andiamo sopra, come vedete, già scompare, non si vede più. Ora abbiamo quest'altra, facciamo la stessa cosa, taglio così, in maniera che va ad incastrarsi in quest'altra canna qua e non si vedrà più. Ecco qua, stessa cosa qui. Proseguiamo con la treccia, così. Mi raccomando, ci sono molti di voi che vedono i miei video e non mi seguono. Seguitemi, tanto a voi non costa niente, a me incentiva a fare video, perché ho tante cose da insegnarvi, quindi più siamo, meglio è. Continuiamo. Questi li prendiamo, questi mettiamo dentro e attorcigliamo. Più attorcigliamo, più bella verrà la treccia. Dentro, così. Qui, questa va dentro. Se ci sembra ad esempio che questi siano pochi e viene un pochettino più sottile rispetto a questo, possiamo aggiungere un altro, in maniera che viene più uguale possibile. Questo qui, mettiamo qua. Ci siamo? Accigliamo. E siamo arrivati qui. Ora che facciamo? Togliamo questo. Si è rotta. Taglio le punte. E prima la faccio entrare senza niente. E qui l'accompagno con le mani, qui, in maniera che non creiamo piegature qui. Quindi con una mano le accompagniamo. E questo è il primo. Ora utilizzo io uno strumento che è questo, è un pezzettino di tubo in rame, in maniera si può utilizzare anche la canna tagliata, tipo questo, però io utilizzo un tubo in rame in maniera che duri sempre. Quindi ora mettiamo qui. Interiamo.
siamo qui giunti, ecco qua. Ora questo da fuori passiamo dentro. Lo inseriamo qua sotto. E questo qualcuno lo possiamo anche iniziare a lasciare, perché ora la treccia andrà a diminuire, quindi qualche punta più sottile la possiamo lasciare, che deve essere più uniforme possibile. Ecco, togliamo l'ultimo, sempre da dentro, fuori. Poi io preferisco lasciarle tutti fuori, quindi questo lo lascerò qui e tagliarle da fuori, e questo lo farò entrare qua per l'ultima volta. Quindi per me abbiamo completato, la treccia è finita, mi sembra che sia abbastanza uniforme. Ora andiamo a tagliare un po', andiamo a pulire. Questo sarà un cestino dove ho intenzione di mettere all'interno la plastica, quindi come per la spazzatura, diciamo, per la plastica. Faccio vedere. Vedi il cesto, il nostro cesto è completo. Grazie a tutti. Ci vediamo per il prossimo video, quindi vi dico sempre di mettere like. Grazie mille, alla prossima.